Beh, diciamo che tutto il settore vitivinicolo non ha mai chiuso perché essendo un settore alimentare ci hanno dato la possibilità comunque di continuare il nostro percorso sia particolarmente nei vigneti perché chiaramente lì non accetta comunque ritardi perché la natura va avanti, la stagione è regolare, perciò dobbiamo assolutamente salvaguardare quella che sarà la produzione 2020. Per quanto riguarda invece la produzione e comunque la commercializzazione del prosecco in particolare, perché chiaramente non solo nel territorio della Conegliano Valdobbiadene, ma in tutta quella che è l'area del Piave in particolare, il prosecco lo fa da padrone, e la situazione diciamo che soffre il fatto che, come ben sappiamo, il canale Oreca è chiuso e molte aziende del territorio chiaramente si appoggiavano nelle vendite al bar, ristorante, all'albergo o comunque anche per il flusso turistico che quest'area portava e che era anche molto in crescita. Perciò chiaramente non è un momento facile, anche se le aziende si sono attrezzate a fare delivery, far consegne anche a domicilio, è chiaro che non possono compensare quello che è la mancanza di fatturato da metà marzo più o meno. Speravamo che dal 18 di maggio si potesse ritornare a lavorare, non dico in maniera diciamo a ritmi normali come era prima, ma almeno i ristoratori, i bar, gli agriturismi stessi, aprendo le attività, potevano darci almeno un po' più di speranza però è chiaro che non è stata così e dovremo aspettare il 1° di giugno, però è chiaro che le aziende sono pronte, sono assolutamente calde per ritornare a fare quello che sappiamo bene il nostro lavoro, produrre bene, produrre qualità e dare ai consumatori questa bollicina che ha avuto negli ultimi anni un successo straordinario che ben sappiamo. Ecco, lei ritiene una discriminazione quella per i bar e i ristoranti che possono aprire solo il 1° giugno, anche confrontandosi con i suoi colleghi dopo il provvedimento del governo? Sì, sinceramente è stata una delusione perché ci aspettavamo che il 18 maggio fosse la data quella indicata appunto per ripartire. Non abbiamo capito perché dobbiamo aspettare altre 2 settimane in più e perciò è da oggi più di un mese, che è comunque tanto tempo, perché immagino che tutti gli operatori e gli esercenti pubblici non stiano vivendo un momento sicuramente facile, anzi con tutti i costi che hanno da sostenere con gli ambienti chiusi speravano una riapertura più celere e più veloce. Io mi auguro che nel frattempo magari qualcuno pensi anche a questa cotteria importante che abbiamo in Italia, che vede in tutte le aree tanti bravi operatori che vivono di un lavoro molto difficile, di grandi sacrifici, quello che è appunto il lavoro del contatto col pubblico, del bar, ristorante, e perciò, ripeto, mi auguro che si possa anticipare perché se ci saranno, come è giusto che sia, tutte le prescrizioni del caso per avere la massima garanzia e sicurezza dal punto di vista sanitario, non credo che la settimana in più o in meno in questo senso avesse portato chissà quali vantaggi, ma bensì avrebbe dato una mano, ripeto, a tutti quei locali che sono chiusi, che oggi sono in grande difficoltà, perché ripeto anche qui il delivery non basta a sostenere i costi che tutti sappiamo sono importanti. Voi pensate che sia fondamentale una futura campagna di comunicazione per riportare quei turisti quando sarà permesso questo, ma soprattutto per riparlare di territorio UNESCO, di tutte le peculiarità che ci contraddistinguono? Sì, assolutamente sì, ci vuole un rilancio, bisogna comunicare quando ci daranno la possibilità di ricevere e di accogliere i tanti turisti stranieri che avevamo fino a un paio di mesi fa e che vedeva in questa stagione la stagione più importante, perché poi la primavera-estate per tutti gli eventi che ci sono e comunque per il fatto che tanti europei e non solo vengono dalle nostre parti anche per fare la vacanza, e purtroppo tutto questo purtroppo non succederà, immagino, perché credo che le cose andranno un po' per le lunghe, e mi auguro che quando ci saranno le riaperture ci siano messaggi positivi, messaggi dove l'invito sia caldo per venirci a trovare e riprendere un po' quel rapporto che si è restaurato con tanti bravi e interessati enotturisti che sul territorio erano sempre più numerosi. Poi il fatto stesso che il territorio qui sia patrimonio UNESCO era sicuramente il là per cercare ulteriori anche numeri a livello turistico importanti. Si calcolava che
di arrivare solo per il primo anno a raggiungere le 600-700 mila presenze sul territorio. Perciò ripeto, è chiaro che tutti sanno dove siamo, cosa facciamo, però è chiaro che bisogna comunicarlo in maniera importante e che ci sia un ritorno a un enoturismo, diciamo, chiamiamo di qualità, perché comunque è uno che viaggia per visitare un'area UNESCO è comunque un turista attento che è anche esigente, giustamente, e noi siamo pronti appunto per dare tutte quelle nozioni e quella anche ospitalità che meritano non solo noi come cantine, ma tutto quello che è il comprensorio e la filiera di ristoranti, di bar, degli agriturismi, di bed and breakfast e degli alberghi che si stavano attrezzando appunto a ricevere questi tanti enoturisti.